Non è bastato il lockdown al Veneto, dove nonostante tutto tira una brutta aria. Dati messi nero su bianco dal dossier Malaria 2020 diffuso da Legambiente. E se è vero che, come dicevo in apertura, il lockdown in qualche modo ha permesso alla qualità dell'aria di avere questi grandi miglioramenti rispetto alle medie di PM10, con questo calo del 20% e del 60% quasi nel mese di marzo, è anche vero che comunque i primi 3 mesi del 2020 sono stati i peggiori primi 3 mesi almeno degli ultimi 5 anni. In testa alla classifica, con 51 giorni di sforamento nei primi 3 mesi 2020, Padova e Treviso, ma non vanno bene neppure le altre città, con Vicenza che arriva a 49 e Venezia a 46. 6 città capoluogo su 7, l'unica eccezione è Belluno, superano poi ogni anno il limite dei 20 microgrammi per metro cubo di PM10 che l'OMS stabilisce per la tutela della salute. E in particolare sono l'agricoltura, per quanto riguarda i composti organici volatili e anche l'ammoniaca, e il trasporto su strada per quanto riguarda gli ossidi di azoto, che è importante sottolineare sono anche i gas precursori che hanno il maggiore indice di trasformazione in PM10 in atmosfera, quindi quelli che poi si trasformano maggiormente in PM10. Le città più penalizzate dal traffico sono Padova e Verona. Servono interventi urgenti e strutturali, ribadisce l'associazione, che sul tavolo mette 20 proposte concrete, tra cui la necessità nel periodo autunno-inverno di evitare i roghi all'aperto, befane comprese. E se ce ne fosse stato bisogno, l'urgenza di questi interventi è stata confermata dall'emergenza Covid-19, con l'inquinamento atmosferico che sembra favorire lo sviluppo della malattia.